È stato presentato ufficialmente venerdì mattina, nel corso di una conferenza stampa, il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, patrona della città di Sora. Quella del 2025 sarà un'edizione particolarmente significativa. Ricorrono infatti i 1750 anni dal martirio della Santa, avvenuto il 27 maggio del 275 a Carnello per decapitazione. Un anniversario importante per la comunità sorana che si prepara a vivere 5 intense giornate di celebrazioni religiose e civili, racchiuse in un calendario ricco e coinvolgente. Quest'anno sono 1750 anni, quindi un festeggiamento particolare, una ricorrenza particolare. Questa è la festa dell'identità sorana, di tutti coloro che vogliono tramandare anche alle future generazioni un sentimento importante per la nostra patrona. Io ringrazio la diocesi, ringrazio la nostra parrocchia, il nostro parroco Don Mario Santoro, ringrazio tutto il comitato dei festeggiamenti con Luigi Milano. Ecco, il Comune di Sora ha sempre supportato questa festa e anche quest'anno in maniera convinta supporterà i festeggiamenti, ecco, in maniera molto innovativa, perché ci saranno delle cose molto particolari, un legame anche con la città di Yvonne, quindi con il Sora Club di Toronto verrà in manifestazione, diciamo, a esibirsi Alfie Zappacosta, quindi un personaggio sorano famosissimo nel continente americano. Ci saranno tante rappresentazioni, tra cui una teatrale molto bella che parlerà proprio della vita di Santa Restituta, e quindi tante cose belle, quindi venite a trovarci perché saranno diversi giorni di festa. Il programma, esteso eccezionalmente dal 23 al 27 maggio, comprende celebrazioni liturgiche, concerti, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, incontri con le scuole e momenti di aggregazione e intrattenimento. Nel corso della conferenza stampa il parroco Don Mario Santoro ha illustrato il programma religioso, mentre Luigi Milano, presidente del comitato dei festeggiamenti, ha presentato il calendario degli eventi civili. Entrambi hanno sottolineato il grande impegno organizzativo messo in campo fin dai primi mesi del 2024 per onorare al meglio questa ricorrenza straordinaria. Quest'anno, in virtù di un'annualità molto importante, i 1750 anni del martirio di Santa Restituta, unitamente all'amministrazione comunale abbiamo creato un programma corposo per quanto riguarda il rito civile. Dai classici 2 giorni di sempre, quest'anno li abbiamo portati a 5 giorni. In virtù appunto di questo grosso lavoro che abbiamo fatto da febbraio del 2024, abbiamo iniziato questo progetto già più di un anno prima, e in virtù di questo il programma è uscito abbastanza ampio, e quindi ci saranno questi 5 giorni e partiamo con il venerdì 23 con un concerto di musica sacra all'interno della chiesa. Poi il sabato mattina durante la messa, cioè ci sarà la messa delle 9 con bambini di scuole di Sora, e dove dopo Don Mario illustrerà appunto la vita di Santa Restituta, e all'esterno della piazza ci saranno un po' di reparti della Polizia di Stato, dove appunto anche loro illustreranno per le varie specialità tutto quello che concerne il codice della strada, il cyberbullismo, e ci saranno delle esibizioni appunto anche da parte di questi colleghi, perché sono un appartenente, e quindi sarà questa bella mattinata all'esterno della piazza. La sera invece ci sarà un concerto di musica folk del gruppo Radici Popolari. Il pomeriggio del domenica 25, il pomeriggio vi sarà una partita di scacchi umana, e a seguire la sera vi sarà una rappresentazione teatrale sulla vita di Santa Restituta, e questa è la prima volta che è stata realizzata. Passiamo a lunedì 26, al termine della Santa Processione ci sarà l'esibizione del trio comico I Ditelo Voi, e successivamente ci sarà una serata salseira.
Infine il 27 partiamo dalla mattina, al termine della messa, all'esterno in piazza ci sarà uno stand dell'ufficio postale, delle poste, e quindi vi sarà anche l'annullo postale, e quindi per quanti coloro collezionisti e quant'altro potranno effettuare questo annullo postale acquistando delle cartoline speciali per questa occasione, e appunto verrà posto questo timbro. A seguire la sera ci sarà il concerto dell'italo-canadese Elfie Zappacosta, volutamente sponsorizzato dal Sora Club Toronto, e noi a braccia aperte abbiamo accettato questo invito. Io per ultimo faccio i ringraziamenti, perché ovviamente senza l'aiuto dell'amministrazione, degli sponsor, del classico cittadino che ha acquistato il biglietto della lotteria, tutto questo non sarebbe potuto essere fatto. Quindi ringrazio tutti voi e speriamo bene nel tempo.